La concretezza abbiamo avuto ancora dalle prime ore dopo il disastro legato a questa calamità. Qui era presente il sottosegretario Bertolaso che ha portato non solo la solidarietà ma l'impegno del governo ad affrontare concretamente i problemi di questo territorio. Oggi il presidente Berlusconi non ha fatto altro che confermare la concretezza dell'iniziativa del governo, annunciando anche la conferma da parte dell'Europa della messa a disposizione di quel fondo di solidarietà per le calamità naturali, circa 500 milioni di euro, che va a sommarsi alle risorse messe a disposizione da parte del governo nazionale e da parte di tutte quante le realtà locali, regione compresa, che vorranno dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite. Sì, non c'è solo l'impegno da parte del governo, da parte dell'Europa. Questi primi stanziamenti che sono stati confusi come la volontà di dare l'elemosina ai veneti, in realtà è una strumentalizzazione che non merita neppure commenti, perché quei primi 20 milioni di euro sono stati stanziati unicamente per ristorare le spese sostenute nell'immediato da parte dei comuni come autopompe e altre cose del genere, con le risorse che verranno invece stanziate per fare in modo di riuscire a ristorare sia le pubbliche amministrazioni ma anche e soprattutto le imprese e i privati per i danni subiti. Quindi stringiamoci senza polemiche attorno ai cittadini colpiti da questa immane calamità per fare in modo che possano ripartire prontamente.